E ritorniamo a parlare di sport e parliamo di Treviso Calcio. Il Treviso esce vincitore dal match contro il Renate. Si tratta della terza vittoria consecutiva. Il servizio è di Nicola Brillo. Un primo tempo un po' sottotono, poi il Treviso prende il pallino del gioco nella ripresa e grazie ad un gol su rigore di Perna batte il Renate. 3 punti che proiettano la squadra di mister Zanin ai vertici della classifica con la Giacomense. Il Borgabuggiano infatti ha perso in casa con il Montichiari. La prima azione degna di nota all'8° con Gaeta da fuori e Zattin che pare in 2 tempi. Al 20° tiro da lontano di Capogna. Il Treviso si fa vedere per la prima volta al 41° con un cross da destra che bandiera non aggancia a pochi metri dalla porta. Un minuto dopo l'episodio dubbio con il gol annullato a Capogna per fuorigioco. La ripresa è monocolore biancoceleste con Maracchi che tira e Lenzi che blocca a terra. 2 minuti più tardi è ancora Maracchi. Il Renate si fa vedere con il solito Capogna, ma la palla colpisce il palo esterno. Ancora Treviso con Giorico e 10 minuti dopo Ferretti è messo giù in area, rigore, batte Perna ed è rete che vale i 3 punti. Poi è solo Treviso con Ferretti e 2 volte Torromino. Queste le voci dei protagonisti. Mi aspettavo proprio una gara del genere, con una partita molto difficile e siamo stati bravi perché l'abbiamo comunque gestita abbastanza bene il primo tempo, anche se non abbiamo creato molto, però abbiamo permesso solo con la palla del gol, il gol annullato al Renate. Per il resto io penso che anche per il proseguo del secondo tempo non ci sia stata gara. Siamo un po' il primo tempo sulle nostre, anche perché non ci fanno giocare, poi quando si aprono gli spazi siamo micidiali. Poi abbiamo del rigore, ma abbiamo avuto anche altre occasioni per fare gol, infatti ci dobbiamo migliorare su chiudere la partita.